Zia Maria, 91 anni, è un po' la memoria storica di Ussana. Lei è nata qui? Sì, nasce a noi, è versata a noi. Babbo mio è stato a Villa Rossi, noi in bacio, e ho fatto 6 anni. E disgraziato già vi ciocchetta mamma. Lei ha fatto un sacco di cose nella sua vita. Sì, non può sapere. E sì che quando andiamo da parrocchia, andiamo si divertono tutti più, e a scuola non si possono mandare. Sì che andiamo camminando e provo un'altra situazione, provavo, che c'era nessuno. Subito una bestiera e lavoravo con Tusu. E io continuavo a dire, piccare con terra, sì, e bestiame. E ho fatto magari di tutto, 10 io pensavo, ma con sacrificio. Questa famiglia è tormentosa e sacrificio con me, però è una giustificazione a te una famiglia. Noi quando voi scegliete, vengono noi nepoti, è come tutto prima, no? Che non ce l'ho, non ci vorrei. Mi piace. E beh, una sroga di figlia mia è nata nonna, mi diceva nonna, che bello che è, ma che la gatta bello, no, è tutto cerrocato. No, se è bello che come ti dice, questa famiglia che è pinicata, è pinicata in un modo che dà soddisfazione. Ma so che si intende di mi pare che cambiando per un paio di meglio. Questa gioventù ha cambiato. Meda, 200. Sicché sono finti. I su crasi e questa famiglia oggi. Sul rispetto è una cosa buonissima. Sul rispetto non c'è altra cosa. La gelosia è una malattia non curabile. Qualunque cosa, non è curabile. E la gelosia va a andare mai tante cose. Oggi il paese è totalmente cambiato rispetto agli ultimi decenni dove Ussana aveva una tradizione agropastorale, chiamata il granaio di Roma, quanto anche abbiamo proprio in riferimento a Roma, le terme romane risalenti a quasi 3000 anni fa, e abbiamo ormai le stiamo ristrutturando, stiamo promuovendo diverse iniziative in riferimento a quello che può essere un recupero del patrimonio archeologico e anche artistico. Ussana sta affrontando un'iniziativa che può essere di grande interesse in riferimento proprio a quello che è lo sviluppo attuale, una zona artigianale che sta partendo, i lavori sono già iniziati, quindi entro l'anno ci saranno iniziative private e anche pubbliche, per la nostra, la consegna dei loti per questo grande momento che Ussana sta vivendo.
C'è anche una riscoperta delle tradizioni e della cultura del paese. Sì, le tradizioni vengono riscoperte soprattutto in occasione del patrono di San Sebastiano, dove per l'occasione si prepara il falò, si cuoce una vitella, ci sono i malloredus sempre lavorati in casa e poi la famosa favata, tradizione che ripercorre più o meno nella nostra regione, ma che ogni paese la fa sua, quindi questo è un momento dove serve anche di grande aggregazione. Uno dei momenti più sentiti dalla comunità di Ussana è quello della festa del patrono San Sebastiano. Ogni anno, il 20 gennaio, il paese intero partecipa alla processione in onore del santo, che si snoda per le strade del centro. I bambini, vestiti coi costumi tradizionali, precedono il corteo che canta e prega, poi l'arrivo in chiesa per la celebrazione della messa. Don Giulio, parliamo un po' della realtà parrocchiale di Ussana. La parrocchia di Ussana è una parrocchia, potremmo dire, relativamente giovane, che accoglie da qualche anno a questa parte numerose coppie, numerose famiglie che trovano a Ussana la loro prima abitazione. È una realtà numerosa, ha 4.000 abitanti, abbiamo circa 300 ragazzi al catechismo, quindi con esigenze parrocchiali notevoli, una parrocchia che va servita anche secondo i nuovi criteri della pastorale. Una realtà che quindi mette assieme, diciamo, degli aspetti tradizionali, frutto soprattutto dello zelo e della presenza degli ussanesi doc, ma d'altra parte annovera in sé tutte queste novità che la rendono una realtà veramente speciale. C'è anche un oratorio a Ussana, come lo fate funzionare? Quali attività svolgete? I giovani rispondono? Abbiamo una struttura parrocchiale che attende di essere completamente ristrutturata. Oggi come oggi stiamo cercando di riqualificare almeno alcune proposte di base. L'uso della struttura anzitutto per la catechesi, che negli anni scorsi era venuta comunque meno anche per questo aspetto così potremmo dire fondamentale e ordinario. Contiamo entro quest'anno pastorale di riattivare pienamente tutto l'aspetto dell'oratorio, quindi con orari di animazione apposta per i ragazzi. I ragazzi partecipano alla messa domenicale? Sì, direi che c'è una buona frequenza. Ho notato che poi quest'anno c'è stato anche un innalzamento di presenza soprattutto dei ragazzi e dei bambini, e questo è un buon segno. Bisogna puntare sui giovani, visto che poi anche le giovani coppie si trasferiscono qui. Bisogna puntare sui giovani, ma forse dobbiamo chiarirci anche questo concetto. Dobbiamo puntare un po' su tutti. I giovani risultano chiaramente un ambito di particolare attenzione dentro la comunità ecclesiale, ma mi sto rendendo conto che oggi una delle attenzioni particolari che la Chiesa deve avere, che una comunità parrocchiale deve esprimere, è riguardante la fascia tra i 40 e i 50 anni, che forse è quella oggi che più difficilmente riesce a farsi ricoinvolgere nel contesto della comunità. È il momento dei ripensamenti. È il momento dei ripensamenti, forse il momento anche in un'età più matura di riprendere con un certo brio, con una certa disponibilità, apertura il proprio cammino di fede. Siamo qui con Ottavio Congiu, attore originario di Ussana, ospite a Monserrato da 40 anni, però proprio a Ussana è nata la sua grande passione per il teatro. Sì, è nata qui, è nata in età adolescenziale, anzi anche prima. Perché? Perché noi abbiamo avuto la fortuna, forse stiamo parlando degli anni 50, forse fortuna che altri centri piccoli come Ussana non hanno avuto. Noi l'abbiamo avuta a Ussana, ma non solo per il teatro. Noi avevamo un sacerdote a Ussana che era pieno di voglia di fare, di volontà, di idee, di fantasia, e questo ci ha portato a fare tante cose. C'è chi come me è riuscito a fare qualcosa in teatro, chi è emerso con il calcio, qualche altro nel canto e nella musica.
Quindi insomma tanti talenti. C'era movimento a Ussana in quel periodo e questo chiaramente ha influito tantissimo, insomma, la figura di quest'uomo. Quali sono i messaggi che lei vuole trasmettere attraverso il teatro? I messaggi sono sempre messaggi sono messaggi rivolti sempre ai giovani, sempre al futuro, sempre a cose migliori, sempre a migliorarci, a migliorarci, ma non a migliorarci fuori, a migliorarci dentro. Siamo qui con l'assessore alla cultura del comune di Ussana, Claudia Orgiano, per parlare di quelle che sono le attività culturali più importanti. Allora, assessore, proprio in questi giorni c'è una festa importante, ma quali sono i momenti più significativi per il vostro comune? Senza dubbio la festa patronale del 20 gennaio, San Sebastiano Martire, a cui abbiamo anche dedicato la chiesa principale. E il rito di questa festa comincia già dal giorno prima, la sera prima, il 19, quando viene acceso un grande falò e c'è anche la degustazione di prodotti tipici locali per tutti coloro che vengono a partecipare. Mentre per quanto riguarda le attività che organizzate qui nel paese, anche per i giovani? Allora, come attività culturali diciamo che abbiamo in paese la biblioteca comunale che ospita circa 8.000 libri. La biblioteca comunale fa anche parte del sistema bibliotecario Joyce Lussu e Ussana ne è centro sistema. Una particolarità appunto di questo sistema è che tra non molto si entrerà in rete con altri 20 paesi e si avrà quindi un patrimonio librario di circa 150.000 volumi a disposizione quindi di tutti. Con la biblioteca abbiamo appunto intenzione di coinvolgere al massimo tutti i bambini, insomma, affinché sin da piccoli vengano a leggere, insomma, per una loro formazione culturale poi che servirà in futuro, e soprattutto poi una sida collaborazione con le scuole. Qui a Ussana sono molto diffusi i murales, alle nostre spalle ce n'è uno particolarmente significativo. Che cosa rappresenta? Questo murales è stato realizzato a dicembre del 2005 grazie a un contributo della Regione con la legge sulla valorizzazione della lingua e della cultura sarda, e si è voluto ricordare lo scorrere del tempo a Ussana, che nonostante insomma ci siano state delle disgrazie come quella del 1892 che mise in ginocchio tutta la Sardegna con la famosa alluvione, anche a Ussana col crollo del ponte romanico la gente però non si è diciamo scoraggiata, ma anzi si è rivolta proprio alla Madonna dell'Assunta, per cui la fede e la religione, la devozione verso questa santa è una caratteristica appunto del nostro paese e di conseguenza del nostro murales. Girando per le strade di Ussana siamo arrivati in questa casa e abbiamo trovato questa insegna che ci ha un po' incuriosito: Azzori Gianni, armaiolo autorizzato. Adesso entriamo e vediamo cosa succede all'interno di questo laboratorio. Siamo qui con il signor Gianni Azzori, armaiuolo autorizzato. Allora, come nasce questa attività? Questa attività è nata tantissimi anni fa, diciamo, con l'esigenza di imparare un mestiere, diciamo, e venire su e cercare di creare una piccola posizione. Che cosa consiste esattamente il vostro lavoro? Il nostro lavoro consiste che il cliente viene qui da noi, ci porta il suo fucile. E naturalmente spesso e volentieri sono rotti, non funzionano, allora bisogna, diciamo, vedere un po' di ripararlo. Per esempio questo è un vecchio fucile, molto vecchio, che noi abbiamo restaurato, era in condizioni proprio pessime, proprio bruttissimo da vedere. L'abbiamo restaurato lasciandolo vecchio. Naturalmente quest'arma qui non potrà mai sparare perché non è in condizioni di sopportare le cariche di oggi.
Questo è un mestiere anche abbastanza delicato. Sì, è un mestiere abbastanza delicato e di grossa responsabilità perché prima di riparare un'arma bisogna essere coscienti che l'arma può, diciamo, resistere alle cariche, cioè alle cartucce di oggi, perché se l'arma è pericolosa al cliente bisogna avvertirlo che non è in condizione di sparare, perciò bisogna, diciamo, appenderlo al chiodo. Ci vuole una passione per le armi per fare questo lavoro? Sì, richiede una certa pazienza, molta pazienza, perché è un lavoro che richiede molte ore e bisogna lavorare soprattutto di lima e ricostruire certi pezzi che oggi non si trovano, e più soprattutto ci vuole molta delicatezza perché il cliente ha le sue esigenze. Lei è cacciatore? Sì, andiamo a caccia sportivamente, preleviamo quello che consente la legge. Mi incuriosiscono un pochino i costi, perché lei mi ha parlato di fucili che arrivano qui e che costano addirittura 10-15 mila euro. Sì, sono dei fucili particolari che usano i tiratori e anche degli appassionati, soprattutto collezionisti, che diciamo è come un quadro d'autore. E il costo della riparazione? Il costo di riparazione può variare da 5 euro, 10 euro, 20 euro, 30 euro. A volte si arriva anche a 300-400 euro, dipende sempre dalla lavorazione del fucile in cui viene portato. In questo laboratorio c'è un altro aspetto molto interessante, cioè che col signor Gianni lavora anche sua figlia Simona. Allora Simona, tu cosa stai facendo adesso? Io sto facendo la zegrinatura dei legni. Questa zegrinatura serve per dare una maggiore aderenza al cacciatore durante l'imbracciata, quindi per evitare che la mano scivoli. Sembra molto curioso che una ragazza come te si occupi di armi. Sì, è curioso perché è un lavoro che in genere interessa gli uomini, quindi i cacciatori, però non avendo altre possibilità di lavoro perché è un po' complicato oggigiorno trovare un lavoro, mi sono inserita piano piano, ho imparato questa zegrinatura e ora mi appassiona e continuo a mandare avanti questa tecnica, diciamo. Tuo padre costruisce anche dei fucili? Sì, mio padre costruisce anche dei legni, per esempio questo è un restauro, quindi è un vecchio fucile, poi ce ne sono appunto alcuni che lui costruisce in base alle caratteristiche fisiche del cliente e vengono realizzati tramite questi abbozzi di legno che vengono lavorati tutti a mano tramite scalpelli, un lavoro molto lungo, appunto prendono tutte le forme e le misure che servono per il cliente. Signor Pino, quando ha iniziato a svolgere questa attività? Questa attività la sto svolgendo una ventina d'anni. Che prima lavoravo fuori, ero in Germania, sono stato e ne ho fatto anche in Germania. Se il legno ne trovavo là c'era il Vimini. Qua il Vimini purtroppo non ce l'abbiamo. Chi le ha insegnato a fare questi cestini? Ho copiato da mio padre quando ero ragazzino. Mio padre li faceva, in quel periodo ci servivano i cesti per portare le figurine per i maiali, servivano i cesti per vendegnare, servivano i cesti per raccogliere i pomodori. Adesso è tutto plastica. Però sono ancora richiesti questi cestini? Non si sono richiesti. Non faccio il tempo a fare. Sto invadendo il mercato in Olanda. Tutti gli emigrati dall'Olanda portano via. Ma ne faccio piccolini, ne faccio di qualsiasi tipo. E come li realizza? Lei parte proprio dalla canna, dalla raccolta della canna fino al prodotto finito. Ci descriva un po' come li lavora. Li lavoro. Io la legna la taglio sempre a luna piena, fine luna, di ogni mese. Posso andare a tagliare. Perché? Perché non si putrefa, rimane ottima, dura. Invece se lei la taglia a, non so, il primo quarto di luna, una cosa, si putrefa e si rompe. E poi dopo che ha raccolto le canne cosa fa? Raccolto le canne e incomincio il cesto. Guardi quanto materiale c'ho lì, porto sempre. E faccio. È un lavoro difficile che richiede attenzione. È un lavoro di passione innanzitutto. A me mi appassiona farlo, ammazzo il tempo, ci passo l'ora. È un lavoro che al limite a me mi distrae, mi rilassa. Quando lo finisco lo guardo, mi dà una soddisfazione enorme.
questo mi piace, mi dà una soddisfazione. È come se abbia creato, non so, una cosa bella e ne rimango contento. Signor Antonio, lei svolge anche un'altra attività, però ogni sera puntualmente torna alla sua grande passione. Sì, è una passione, non riesco a rinunciare. Quando rientro dall'altro lavoro lo faccio in tempo a mangiare un boccone e subito mi dedico a improvvisare qualche coltello, qualche nuovo coltello. Ma lei mi diceva che questa attività l'ha intrapresa relativamente di recente. Sì, circa più o meno un anno fa, non di più. È una passione che ho sempre avuto fin da bambino. Quando passavo vicino alle bancarelle dove c'erano i coltelli restavo incantato e insomma restavo per molto tempo a guardarli, a osservarli. E un anno fa più o meno ho preso un vecchio coltello, l'ho aperto e ho visto come era fatta, allora da allora ho improvvisato un po' nel fare questi coltelli. Complimenti per l'improvvisazione, ma sembra che ci sia anche una certa tecnica nella realizzazione di questi manufatti. Sì, ci sono molte tecniche che in genere poi non vengono svelate da chi li fa, perché anche io ho dovuto imparare sbagliando quelli. Ma lei ha imparato da solo oppure si è ispirato a qualcuno? Io ho imparato da solo, ho visto un altro amico che li faceva di sfuggita, ho visto più che altro come li affilava, ma non l'ho visto lavorando. Quindi lei ritiene che i segreti poi si imparino da soli? Sì, sono cose che si imparano da soli, perché uno deve capire dove sta sbagliando per poter fare un buon coltello. Questa potrebbe sembrare apparentemente una produzione industriale, in realtà lei la definisce di artigianato artistico, perché? Perché dalla produzione industriale si differenzia, in quanto la produzione industriale è quella che fa un programma di 1000 porte ed esegue quel tipo di porta, 1000 camere ed esegue quelle 1000 camere. Noi invece facciamo arredamenti su misura personalizzati, che la nostra clientela è clientela del privato. Se lei fa il giro della nostra produzione nota dei pezzi singoli, pur eseguendo una grossa produzione, però ci differenziamo perché facciamo anche il pezzo singolo e questo ci dà la caratteristica di essere dentro il mercato. Che cosa è cambiato in questi 52 anni, soprattutto per quanto riguarda il mercato e le esigenze degli acquirenti? Beh, il mercato è cambiato molto e anche le esigenze, giustamente, doveva cambiare. Il cliente adesso è più esigente, il cliente gira, si informa, verifica i prezzi e tutte queste cose. Tenga presente che noi facciamo arredamenti su misura personalizzati, noi facciamo arredi completi di giovani coppie che si devono sposare, forniamo anche gli infissi, le porte interne e gli arredi che vi possono capitare. Che cosa le piace di questo lavoro? Ma io sono innamorato di questo mestiere, a me è il legno che piace, toccare il legno con le mani, trasformarlo, noi siamo una categoria speciale rispetto agli altri, senza criticare gli altri trovano sempre tutti i manufatti pronti, noi invece il legno lo prendiamo dal tronco, lo dobbiamo lavorare, parlarci col legno perché il legno è una natura sempre viva, che storce, tutte queste cose, bisogna conoscerlo e rispettarlo.
Bene, questo lo prendiamo. Salve, sono Giuliano Murgia. Sardegna 1 sta cercando dei volti nuovi per la televisione, quindi mi raccomando, se siete alti, bassi, bellini, belline, bruttini, oppure noi non abbiamo problemi, vi stiamo cercando e vi vogliamo qui con noi. Quindi mi raccomando, se ci tenete a far parte di questo mondo, del mondo della televisione, potete tranquillamente chiamarci al numero che troverete in sovraimpressione e poi noi vi richiameremo a più presto. Mi raccomando, chiamateci, vedrete, ci saranno delle grandi sorprese, grandi.